Mi chiamo Nao e vi do il benvenuto alla conferenza stampa di presentazione di Digital Meet 2015. Sarà un'edizione tutta da vivere, in cui avrà ampio spazio la creatività, come ricordano le 4 parole scopri, usa, crea, sogna. Senza dimenticare la concretezza del tema chiave di questo anno, manifattura digitale, occasione per la crescita. Con piacere lascio ora la parola al magnifico rettore dell'Università di Padova, Giuseppe Zaccaria. Sì, siamo lieti di questo progressivo affermarsi di Digital Meet, perché siamo certi che un incremento notevole della digitalizzazione rappresenti una risorsa strategica per il nostro Paese e per il nostro territorio. Devo dire che mi colpisce questa singolare circostanza. Quest'oggi teniamo questa conferenza stampa per Digital Meet, nel pomeriggio abbiamo un convegno nazionale con la presenza del sottosegretario Faraone per la digitalizzazione applicata al patrimonio culturale ed artistico. Sono ambiti diversi, ma in entrambi i casi si rivela la grande rilevanza di questo strumento innovativo. Digital Meet 2015 quest'anno celebra la 3ª edizione, un'edizione veramente in grande stile. Avremo 70 eventi disseminati in 4 giorni nel nord-est, più di 150 speaker, 25 città coinvolte. Insomma, ci stiamo impegnando molto, puntando su quello che io chiamo il volontariato digitale, quindi tantissime associazioni che ringrazio che ci danno una mano, tantissimi sponsor che ci sostengono, ma soprattutto noi puntiamo quest'anno a lo dice lo slogan di Digital Meet 2015, scopri, usa, crea, sogna, puntando sulla vera sfida dei prossimi anni, che è la manifattura digitale. Oggi eccezionalmente abbiamo un ospite importante, si chiama Nao, è un robottino che presenta Digital Meet. Ecco come vedremo come interagirà con i giornalisti, con le autorità presenti, ed è anche questo un segno dell'innovazione di Digital Meet 2015.